ventina di aziende turistiche del territorio di Chioggia, capitanate da Gebis Chioggia Spiagge, hanno partecipato a un bando regionale presentando progetti notevoli atti a migliorare l'offerta turistica. Si tratta di investimenti del valore di 700.000 euro finanziati per l'80% dalla Regione. L'intento del bando era favorire la promozione del territorio e implementare dotazioni supplementari. Si è puntato molto sulla promozione social della destinazione turistica Chioggia, focalizzandosi sul territorio tedesco. Alla buona riuscita dell'operazione hanno collaborato alberghi, campeggi, strutture e reti di impresa. Il tutto per un investimento, come dicevamo, di poco più di 700.000 euro, di cui 80% coperti da fondi del bando regionale. Moretto ha affermato inoltre che questa esperienza positiva è uno sprone per intercettare altri bandi che possono riguardare non solo la promozione del territorio e dei settori, ma anche la possibilità di innovazione, di miglioramento nella sostenibilità e nell'inclusività. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Vanno messe ancora le mani sulla pavimentazione del ponte di Santa Maria, sulla corsia in direzione Corso del Popolo da Borgo San Giovanni, praticamente quella ad est, dove vanno ripristinati i punti danneggiati. L'intervento inizierà il 31 marzo, terminerà il 18 di aprile, giusto il tempo per riaprire il ponte alla circolazione veicolare per il weekend di Pasqua, che quest'anno casca il giorno 20. Riconosce anche l'assessore Mancin del pessimo stato in cui si trova la tracchite in quel tratto di strada, per sistemare la quale non ci sarà alcun esborso da parte del comune, in quanto l'intervento va a risanare l'ultimo posizionamento di tracchite che a quanto pare non era stato fatto a dovere. L'assessore si scusa per il disagio, ma oltre a trattarsi di un intervento a livello estetico, afferma, risulta necessario anche per la sicurezza, soprattutto di coloro che transitano in bici e in moto. Avevamo fatto a riguardo un servizio proprio la scorsa settimana, il giorno 15 per l'esattezza, a seguito della segnalazione di un utente il quale aveva avuto modo di notare grossi pezzi di tracchite tolti e accantonati sulla pavimentazione a boboli. Avevamo notato inoltre fessure troppo profonde e troppo ampie. Sarà stata forse anche posata male la pavimentazione che va ad essere sostituita, ma fin da subito, quando ancora le pietre erano impilate, appena scaricate dal camion, qualcuno aveva detto, anche solo vedendole, che avrebbero avuto una breve durata. Probabilmente non si tratta del materiale più idoneo ad essere calpestato da mezzi di stazza importante. Molte lastre erano rotte in più punti e quello non accade per motivazioni estetiche, ma per sollecitazioni eccessive o continuate nel tempo. L'assessore ha tirato in ballo due fattori, il fattore estetico e il fattore sicurezza. Per soddisfare entrambe le esigenze ricordiamo ai piedi del ponte, soprattutto sul lato di Chioggia, dove il taccone in asfalto ai piedi della corsia ovest ormai continua ad essere anacronistico, mentre il bombardato selciato sul lato est verso Chioggia continua a rappresentare un pericolo proprio per i mezzi a due ruote che si intendono tutelare. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Siamo con Sergio Ravagnan, presidente dell'associazione del gruppo, anzi Chioggia Amici Città d'Arte, all'inizio dei lavori per il murale, per installare il murale. Finalmente vedremo decorato questo tratto di San Giacomo. Sì, per 2 giovedì, approfittando della pedonalizzazione, diciamo così, di Calle San Giacomo per il mercato, faremo la prima oggi.
sistemeranno la parete muraria dipingendo il sottofondo, tutto. E il prossimo giovedì dovrebbero addirittura installare i pannelli, che sono 14 pannelli, 21 metri per quasi 3 di altezza. È un lavoro enorme, diciamo così, però darà tanta soddisfazione, perché soprattutto i negozi così stanno aspettando con molta attenzione. Ecco, li sta facendo il lavoro la ditta Envisia di Pieve di Sacco. Sono specializzati proprio in lavori, diciamo, anche per fiere, eccetera. Fanno Lavori importanti. Beh, qua penso, intanto diciamo cosa si vedrà su questo murale. No, ti posso far vedere in anticipo, abbiamo costruito anche un dépliant, un pieghevole, vedi, in cui vedi, si vede, e non soltanto si vedrà diciamo così, il disegno fatto dal professor Dino Memmo, ma anche costruiamo un po' la storia, diciamo così, di questa calle, che una volta era una calle come le altre, con una casa che è stata abbattuta per far posto alla strada, e cercheremo anche di coprire, diciamo, queste 3 vergogne che ci sono qua con dei pannelli sempre fatti dal professor Dino Memmo. L'inaugurazione sarà domenica 6 aprile, in occasione della festa dei fiori, diciamo, Chioggia in Fiore, alle 11 della mattina, e interverrà anche un po' la banda. Ecco, per far festa, giustamente, questa cosa, giustamente. È una cosa che cambierà un po' il volto di questa strada, che è sempre un po' disastrata, un po' per il traffico, un po' per qualcos'altro, sperando che poi si venga rivitalizzata, anche perché vedo che ci sono anche tanti negozi che stanno chiudendo. Però è bellissimo che, nonostante il periodo non sia dei migliori, ci siano certe iniziative però più vedrai, che valide. perché sia quelli Chiogiotti che vanno a Sottomarina, sia quelli di Sottomarina che vengono a Chioggia potranno gustare queste. Non potranno fare a meno di Questa notarlo. meraviglia, Non veramente. potranno fare a meno di notarlo. Per cui si comincerà già a vedere, però da giovedì prossimo. Non so, forse alcuni spezzoni, perché verranno coperti molto probabilmente per aprirlo alla domenica. Per lasciare la suspense per la domenica. Ricordiamo comunque che questa impresa non è realizzata soltanto dagli amici di Chioggia Città d'Arte. Noi siamo stati i promotori e quelli che hanno gestito un po' tutte le faccende burocratiche. Le rogne. Che non sono le poche. rogne. Ecco. Comunque anche la soddisfazione di aver avuto anche tanti che ci hanno appoggiato, commercianti della via, ma soprattutto il Palatron, che si è accollato la spesa più grossa, diciamo così. Ed è possibile realizzarlo per il permesso che è stato dato dalla parrocchia di San Giacomo. Sì, è stato il primo permesso che ci ha fatto. Senza quello non si sarebbe andati assolutamente avanti con Ma l'impresa. sono anche orgogliosi, dai. Insomma. Giustamente. Grazie. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Luca Zaia condivide la decisione presa dal prefetto di Venezia Darco Pellos, che, decidendo la linea della tolleranza zero soprattutto nelle zone litoranee per Pasqua, ha istituito zone rosse a Jesolo e a Chioggia, affiancate in altre aree del veneziano dal Daspo Willy. Zaia afferma che in questo periodo e durante l'estate si assiste a fatti quali risse, aggressioni, pestaggi da parte di gang nelle località turistiche, e spera che le misure prese, quindi l'irrigidimento dei controlli e una presenza più massiccia delle forze dell'ordine sul territorio, possano fare da deterrente. Non sia mai che i turisti che arrivano nei nostri lidi debbano trovarsi invischiati in scene di guerriglia urbana. Sarebbe controproducente e vanificherebbe i risultati finora raggiunti. Biasion Soccorso Stradale, convenzionata con le principali assicurazioni di assistenza stradale, garantisce il soccorso 24 su 24, 7 su 7, con professionalità e competenza. Carrozzeria Biasion e anche molto altro a Piove di Sacco, Padova, Ponte San Nicolò, Cavarzere, Chioggia, Campolongo Maggiore.
Poco prima delle 16 di oggi pomeriggio c'è stato un incidente spettacolare. Spettacolare è un termine che viene utilizzato in questi casi, non c'è nessuna accezione particolare. Un'auto in cui c'erano marito e moglie, sembrerebbe forse per un colpo di sonno, e comunque evidentemente ha urtato il guardrail del cavalcavia, quello che dà sopra il ponte sulla Fossetta, vicino al ponte omonimo, ed è precipitato capovolgendosi nel canale della Fossetta. Fortunatamente alcuni pescatori che erano lì presenti hanno sentito il boato e sono accorsi immediatamente, tra cui Andrea Doria. Ci permettiamo di citarne solo uno perché conosciamo lui, che non hanno esitato a entrare in acqua e a tirare fuori i due malcapitati. Da alcune testimonianze ci riferiscono che erano abbastanza, diciamo, segnati, qualche ferita, ma apparentemente non dovrebbe essere, confidiamo, speriamo che sia nulla di grave. Ovviamente sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza il cavalcavia, e l'ambulanza che ha portato immediatamente i due al pronto soccorso. Confidiamo che, insomma, l'incidente, malgrado la sua, ripetiamo, spettacolarità, non abbia portato a gravi conseguenze. Per il momento è tutto, eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito. Ieri sera, attorno alle 21, purtroppo c'è stato un tentativo di furto in un'abitazione di Borgo San Giovanni, quartiere quello delle case pubbliche, in parte case pubbliche perché ormai alcune sono ancora comunali e altre invece sono diventate, diciamo, sono state acquistate nel corso degli anni. Purtroppo due malintenzionati, non sappiamo altro, hanno cercato, non sappiamo se hanno cercato o comunque si sono introdotti dentro un'abitazione, un appartamento di un primo piano, ma l'abitazione è abitata da una signora anziana, la quale ovviamente si è spaventata tantissimo e ha urlato. Fortunatamente, insomma, questi qui non hanno desistito immediatamente, sono scappati via. Purtroppo Borgo San Giovanni è veramente sempre sotto l'occhio di tanti ladri, questo che è, perché veramente sono ormai anni che è il quartiere forse quello più attenzionato, passatemi il termine, da parte di ladri, zingari e compagnia cantando. La poveretta si è talmente spaventata che c'è stato l'intervento del 118 che hanno dovuto andare così a soccorrere, probabilmente è una signora che vive sola. Ecco, ci permettiamo sempre col cappello in mano di invitare sempre la cittadinanza a osservare persone che magari possono sembrare sospette all'interno dei vari quartieri. Se ci sono auto che non conoscete, fate le fotografie. Se qualcuno vi dice che non potete farlo, non è vero, potete fare le fotografie, poi dipende dall'uso che viene fatto da queste fotografie, che allora si può o non si può. Se uno prende e vede una macchina e fa la foto e la pubblica sui social dicendo ma forse è una macchina sospetta, lì fa qualcosa che non va bene. Invece se queste foto le tiene e l'indomani c'è bisogno di segnalate le forze dell'ordine possono già partire da alcuni indizi, perché lì possono risalire. Poi ecco, quindi per il momento è tutto. Non sappiamo la signora come sta, come si sente, ci auguriamo che abbia dei familiari che abbiano potuto darle un po' di conforto. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.